Buongiorno amici sportivi di Primo Canale di Dilettantissimo. Le immagini a cura di Andrea Giannotti vi giungono dallo stadio San Carlo di Voltri, dove per la 23esima giornata di promozione A si affrontano Voltrese e Rivarolese. Il match comincia, la prima palla della partita è della Rivarolese. Va Luca Orero, la palla è dentro e Sibila. La rimessa è buona per Cardillo, va all'1 contro 1, salta due uomini Cardillo. La botta è troppo alta. Mastrorilli in direzione di Anzalone, la mette in mezzo Cardillo, ha provato Mantero, adesso prova a ripartire la Rivarolese e si distende, occasione interessante in contropiede per Sighieri che rallenta un po' l'azione, aspetta l'arrivo dei compagni, la botta di Sighieri e la palla è dentro. Il gol della Rivarolese segnato al minuto 40 da Davide Sighieri, il classe 91 che l'ha messa in fondo al sacco e la Voltrese si ritrova sotto verso fine primo tempo. Tutto è pronto per il secondo tempo che inizia in questo istante. Attenzione, palla buona per Cardillo. Cardillo 1 contro 1, prova a saltare l'uomo, ignora il compagno messo meglio di lui e poi conclude in maniera imprecisa. Cardillo ruba un ottimo pallone, serve dentro Mantero, Mantero la botta, che gol! Che gol! Questo è un Eurogol! Classe 81 che è andato al tiro al volo dopo uno stop di petto, veramente un tiro meraviglioso che si è insaccato alle spalle di un incolpevole Davide Branda, che arriva quindi all'11° della ripresa. Ma seguiamo questa azione di Sighieri, 1 contro 2, ancora gol di Sighieri in diretta, il 2-1 immediato della Rivarolese con la doppietta di Davide Sighieri, il classe 91 che viene a esultare sotto le nostre telecamere, ha segnato un gol fantastico, ancora lui. 2-1 per la Rivarolese, la punizione di Sighieri controllata male dal portiere e la palla che va ancora dentro, è il 3-1. Luca Orero il marcatore, quindi allarga il gap dalla Voltrese, la Rivarolese, e va sul 3-1. Di Donna ruba un ottimo pallone, serve Calautti dal limite dell'area, va al cross Calautti, Cardillo, la palla fuori di un soffio. 5 minuti alla fine, punizione per la Voltrese, va Cardillo direttamente sulla barriera, ancora Cardillo in bicicletta, ha provato a sorprendere Branda. Pronto anche l'arbitro a fischiare la fine di questa partita. La Rivarolese espugna il San Carlo di Voltri ed entra ancora più decisamente in zona playoff. Colpo grosso della Rivarolese che gioca una gran gara ed espugna il San Carlo di Voltri, dove la Voltrese di Navone aveva fin qui perso una sola volta.